mille. Oggi ho un bel compito perché rappresento la Regione Veneto in qualità di assessore alle infrastrutture, trasporti e navigazione interna e portuale di tutta la regione. Niente, sicuramente sono un po' emozionata e vi ringrazio di avermi invitato oggi al convegno, all'inaugurazione, di aver potuto passare qualche ora con voi, anche perché è sempre utile comunque parlare con le persone che vivono il territorio e degli spunti ci possono sicuramente essere sempre. Prima dicevano, il presidente Dalmolin diceva che Zaia è passato un po' da una volontà a dire ok, ci crediamo, andiamo avanti con questo progetto. Io credo di essere il testimone vivente della volontà del Presidente di dare piena attuazione al progetto del treno delle Dolomiti, perché guardate, il Presidente Zaia è di poche parole, al di là del fatto che il giorno prima, poche parole, le dice poche giuste, insomma, diciamo con noi assessori, ok? Non si dilunga. E quando mi ha comunicato la mattina del 29 giugno le deleghe che mi avrebbe dato, e io il giorno prima gli avevo detto che mi piacciono le sfide, ok? Mi ha preso in parola la mattina, mezz'ora prima di firmare i provvedimenti che mi avrebbero attribuito le responsabilità per la regione, mi ha detto: visto che ti piacciono le sfide, ti do le infrastrutture, trasporti, lavori pubblici e tutta la sfilza di deleghe che mi aveva dato. Io sono rimasta un po' un attimo, insomma, sindaco di un comune di 3.000 abitanti, non che è una stazione, non che è un'autostrada, non che è un porto. Cioè ho detto ok, forse ho esagerato nel dire che mi piacciono le sfide, però lui mi ha detto: ti sto lanciando una sfida di quelle grosse. Io ho detto vabbè, io la raccolgo e cerco anche di vincerla, perché gli ho detto non ho nessunissima intenzione di perderla. E il presidente mi ha detto solo una parola: i trasporti non funzionano, vedi di farli funzionare anche nel bellunese. E da lì è partita tutta il mio impegno per il bellunese, che in quel momento, vi dico la verità, quando il presidente mi ha detto fai funzionare i trasporti e anche nel bellunese, io non ero consapevole di che cosa intendevo. Poi ho cominciato a vedere la rassegna stampa dei mesi di luglio, di agosto, di settembre e ho capito che forse qualcosa era opportuno fare, perché dei problemi c'erano. E in quel momento mi sono resa conto che cosa il presidente aveva intenzione di darmi come compito. Nel mese di agosto, durante una giunta, mi ha detto, perché io gli ho detto: ma sto treno delle Dolomiti, fammi capire, cioè, di cosa stiamo parlando. E il presidente mi ha detto, sempre con poche parole: vatti a vedere la Val Venosta. Anche io cosa ho fatto? Il giorno dopo ho preso la macchina, sono andata a Merano, mi sono presa il trenino, mi sono fatta tutta la Val Venosta fino a Mallesa, sono scesa, mi sono mangiato un panino, sono risalita e sono tornata indietro. E anche lì ho detto ok, questo è quello dove partiamo da qualcosa dove vorremmo puntare. I mesi sono passati, ok, nel frattempo è arrivata la rottura di carico a Montebelluna, sono arrivate le contestazioni, è arrivato tutto, però sono due cose non completamente diverse, sono due cose che seguono due percorsi diversi. Il treno delle Dolomiti si concretizza in un protocollo d'intesa, come diceva prima il Presidente, tra il Presidente della provincia di Bolzano, il Presidente della Regione Veneto, alla presenza del Ministro Del Rio, dove è previsto che per il primo anno e mezzo la Presidenza tocchi alla Regione Veneto e poi verrà via via in modo alternativo. Però il tavolo tecnico è costituito con le due società che svolgono i servizi ferroviari della Regione e della provincia di Bolzano, quindi la STA e i sistemi territoriali. Hanno già fatto 3 riunioni tecniche. Il protocollo il 13 di aprile a Cortina hanno fatto anche una riunione tecnica che sinceramente mi dispiace di non esserci andata, ma ero impegnata con il Presidente e purtroppo non ho potuto essere presente, dove è stato fatto praticamente una presentazione tecnica dei progetti che ad oggi esistono su questo treno delle Dolomiti. Sapete che in discussione oggi, soprattutto oggetto del tavolo, è il tracciato. Adesso sicuramente voi abitate il territorio e sapete molto più di me le problematiche che ci sono. Io vi posso tranquillamente riportare senza andare tanto nel particolare, perché altrimenti rischio anche di fare qualche magari brutta figura che non è neanche il caso. Cioè, voi sapete benissimo di cosa parliamo. Val Boite e Val d'Ansei. La Val Boite praticamente c'era già
su quella linea da Calalzo direttamente a Cortina una ferrovia che adesso è stata sostituita dalla pista ciclabile. Io credo di aver manifestato più volte che in rappresentanza della regione a Belluno sicuramente, insomma, anche la discussione non mi spaventa, il confronto non mi spaventa, anzi mi piace, perché lo vedo sempre in maniera egoistica, permettetemelo, come un arricchimento per me. Stamattina parlavo con una persona che è pendolare, fa il pendolare mi ha detto da 15 anni sulla Belluno-Padova, e mi ha fermato e mi ha detto: assessore, sulla rottura di carico di Montebelluna ci sono tante piccole criticità. Io gli ho detto: guardi, se la criticità è che mi chiede il diretto, cioè più di questo non riesco a fare, però se lei mi vuole segnalare le piccole criticità che ci sono, e sono delle piccole magari attenzioni che noi possiamo avere per ridurre il disagio che abbiamo creato, mi mandi una mail, me le descriva tutte, poi io mi impegno ad intervenire per far sì che vengano risolte. E questo mi ha detto assolutamente, mi manderà la mail quindi in questo senso volevo riprendere quello che ha detto prima il sindaco Padrin, cioè se voi mi date una mano segnalandomi le problematiche che ci sono sul territorio, io dove non posso intervenire ve lo dico, cioè in quel caso non posso fare niente, ma dove posso intervenire, posso fare qualcosa, assolutamente ci sono a disposizione, e se riesco a portarvi dei risultati sul territorio, ben venga assolutamente. Vi devo chiedere anche scusa, perché di solito io non vado mai ai convegni se non rimango fino in fondo, e non mi piace portare i saluti istituzionali e poi andare via, però via abbandonerò verso le 3:30, perché comunque poi ho 2 ore e mezza di strada per andare a casa, quindi ecco, vi chiedo, concedetemelo. Solitamente rimango fino alla fine, ma oggi vi lascio prima. Ho chiesto al Presidente prima io ho già sforato i tempi, lo so, da come mi guarda, sono giusta? Ok, ho già chiesto prima, secondo me sicuramente non verranno sviscerati tutti gli argomenti, perché alla fine oggi verranno dati tanti spunti, però anche lo spunto ti aiuta a fare il ragionamento, quindi ho chiesto se mi fanno avere tutto il materiale, la registrazione, perché comunque quello che verrà detto nel resto del convegno sicuramente, insomma, sono interessata a sapere quali sono gli spunti, quali sono le criticità, e farmi carico per quello che posso. Grazie mille e buona giornata.